La Madonna di Meggiugori rivela cosa ci accadrà dopo la morte. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto la Madonna di Meggiugori ha rivelato circa l'aldilà e la sorte dell'anima dopo la morte in vari messaggi che ella ha iniziato a dare a partire dal 1981 ai veggenti. Ecco quanto dice a proposito della sorte dell'anima dopo la morte la Regina della Pace. Al momento della morte si lascia la terra in piena coscienza, quella che abbiamo ora. Al momento della morte si è coscienti della separazione dell'anima dal corpo. È sbagliato insegnare alla gente che si rinasce più volte e che l'anima passa in diversi corpi. Si nasce una volta sola, figli miei, e dopo la morte il corpo si decompone e non rivivrà più. Ogni uomo poi riceverà un corpo trasfigurato. Anche chi ha fatto molto male durante la vita terrena può andare diritto in cielo se alla fine della vita si pente sinceramente dei suoi peccati, si confessa e si comunica. Riguardo all'inferno, ecco cosa ha detto la Regina della Pace. Oggi molti vanno all'inferno. Dio permette che i suoi figli soffrano nell'inferno perché hanno commesso colpe gravissime ed imperdonabili. Coloro che vanno all'inferno non hanno più possibilità di conoscere una sorte migliore. Le anime dei dannati non si pentono e continuano a rifiutare Dio e lo maledicono ancor più di quanto non facessero prima, quando erano sulla terra. Diventano parte dell'inferno e non vogliono essere liberate da quel luogo. Circa il purgatorio, ecco quanto ci ha rivelato la Regina della Pace di Meggiugori. La maggior parte degli uomini, quando muore, va in purgatorio. Un numero pure molto grande va all'inferno. Soltanto un piccolo numero di anime va direttamente in paradiso. Vi conviene rinunciare a tutto pur di essere portati direttamente in paradiso al momento della vostra morte. In purgatorio ci sono tante anime e tra queste anche persone consacrate a Dio. Pregate per loro, almeno 7 Pater, Ave, Gloria e il Credo, ogni giorno, ve lo raccomando. Molte anime sono in purgatorio da molto tempo, perché nessuno prega per loro. Nel purgatorio ci sono diversi livelli. I più bassi sono vicini all'inferno, mentre quelli elevati si avvicinano gradualmente al paradiso. Le anime del purgatorio aspettano le vostre preghiere, i vostri sacrifici. Pregate ogni giorno per le anime del purgatorio. Ad ogni anima è necessaria la preghiera e la grazia per giungere a Dio e all'amore di Dio. Con questo anche voi, cari figli, ricevete nuovi intercessori che vi aiuteranno nella vita a capire che le cose della terra non sono importanti per voi, che solo il cielo è la meta a cui dovete tendere. Perciò, cari figli, pregate senza sosta affinché possiate aiutare voi stessi e anche gli altri ai quali le preghiere porteranno la gioia.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata.